Eccoci, abbiamo mandato un'intervista pochi minuti fa di Gianni Corò, che è un abitante di Spinè e ha voluto intervenire telefonicamente. Buonasera, signor Corò. Salve. Buonasera, non si arrabbi, Ciao. le do la linea, non si arrabbi, io le do la linea, prego. Non sento male. Abbassi il televisore e provi a parlare, vedrà che... No, non la sento proprio. Provi a abbassare il televisore, mi sente? Corò, è l'unico che non ci sente. Se abbassa il televisore o si allontana dal televisore, vedrà che ci sente meglio. Ci sente? Non si sente. Pochino però. Ecco, prego, dica quello che vuole dire, che noi la sentiamo No, bene. volevo ribadire a quello che ha detto il sindaco, che il sindaco deve dire le cose come stanno, ma in maniera più veritiera possibile. Noi viviamo in un paese Ciao nel Gianni. passante che praticamente è una strage. Io mi domando come si fa a passare un passante praticamente in un paese come Spinè, che è un fazzolettino di terra, praticamente che è la cosa più pazzesca che si può fare, perché chi l'ha voluta è stato il sindaco di prima, e questo sindaco sia a destra che a sinistra l'hanno voluta, facendo dei disastri spaventosi. Noi aspettiamo dal 2009, che è stato inaugurato, praticamente i fonoassorbenti, le barriere, piantumazioni e quant'altro. È stato fatto un accordo con Veneto Strade e la Casa, insieme con la CIA di Milano, per fare queste cose. Doveva esserci 60 metri parte per parte con piantumazione. Non è stato fatto nulla, per non parlare delle opere complementari. Ecco, fermoli, Gianni, signor Gianni, mi segue. Signor Gianni, la fermo, perché è quello che ha detto poc'anzi nell'intervista. È stato fatto qualcosa? Si può fare qualcosa, signor Sindaco? Sì, ma... scusi, signor Gianni, deve allontanarsi dal televisore o abbassare il televisore, altrimenti... sono lontano, non sono neanche da... Allora abbassi il televisore, prego, Sindaco. Allora, è spento il televisore. Bene. Nel 2010 hanno dato la possibilità al Comune di Spinea di aggiungere alle opere complementari altre opere, diciamo, che erano funzionali al sistema, tra cui la messa in sicurezza di via Luneo. I tempi amministrativi sono quelli che sono. Io sto concludendo la conferenza di servizi con Veneto Strade per portare la variante urbanistica per fare questa messa in sicurezza della strada entro quest'anno. Perfetto, ci facciamo... ha sentito cosa ha detto Gianni, il suo sindaco? Sì, ma queste sono cose ormai che sono talmente... Allora no, ha dato... ripetitive da 100 volte, cosa vuole No, che dica? Gianni, le spiego, l'ha detto questa sera qui in televisione, ha detto che entro fine anno la cosa verrà sistemata. Ci facciamo che noi no da fazzoletto... C'è il progetto già da 2 anni e non abbiamo niente, quello è il problema. Capito? Adesso vediamo se avrà avuto dei problemi, adesso non voglio prendere a parte nessuno, però avrà avuto dei problemi. Dopo le dico un'altra cosa, anche se non dovrei parlare. Noi viviamo vicino a una cava di 6.500 metri, che sono 33 anni che non viene bonificata, e abbiamo ripetitori di alta tensione. Provi a venire a vedere lei, vivere dove viviamo noi. L'abbiamo fatta vedere. Non c'è niente di niente. E ora che il sindaco si vergogni e Vabbè. è candidato a fare il sindaco di nuovo. Lasciamo Gianni, rimaniamo... Vada pure a quel paese. Abbassiamo l'audio, regia, noi diamo la linea a Gianni Corò. Tenga presente che stiamo parlando... Termino il concetto, poi do la linea. Signor Corò, noi diamo la linea, la facciamo intervenire, però deve avere un atteggiamento, un comportamento consone alla trasmissione e ovviamente anche al dibattito che stiamo facendo. Prego. Allora, qui ci sono anche persone che hanno la mia stessa esperienza amministrativa. Si sa che la progettazione ha purtroppo in Italia degli obblighi, si parte da quella preliminare e si va a quella definitiva. Soprattutto quando si va in conferenza di servizi con più soggetti pubblici, i tempi sono dilungati. Purtroppo la burocrazia... Io sono contento di essere stato amministratore di questa città, perché porto a compimento con una conferenza di servizi che chiude il proprio iter altre opere rispetto a quelle che erano state programmate. Poi sul discorso della discarica, è una discarica del 1981, sono stato io che ho chiesto alla Regione di mettere a disposizione il finanziamento utilizzando le competenze di Veritas, e adesso i lavori verranno fatti nei primi mesi di quest'anno e si farà finalmente
il progetto di caratterizzazione di quella discarica. Allora poi è chiaro Perfetto, che... Gianni Gora, sentito il sindaco ha detto che verranno fatti questi 2 lavori e se non verranno fatti avrà tutte le ragioni di protestare. C'è un'altra telefonata, sentiamola, pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Sì, io sono Enrico e chiamo dalla provincia di Verona. Prego Enrico. Allora, sono un po' fuori qua nell'ambito della discussione, però insomma era solo per fare un intervento. Così, insomma, io capisco il disappunto del signore che ha parlato prima, perché ormai siamo un po' al collasso, insomma. Io ho una moglie di Salerno e è diventata una spesa andare anche a trovare i parenti giù, perché insomma con meno di 200 euro tra autostrada e gasolio non si va da nessuna parte, insomma, andata e ritorno come minimo. Certo che l'ha trovata distante. Esatto, dopo una considerazione. Sto scherzando, ovviamente. Apro e chiudo parentesi. Dal mercato San Severino in Calabria l'autostrada non si paga più. Ecco, questo è un'altra cosa che dà molto fastidio, penso a noi del Veneto, insomma, che paghiamo sempre tutto quanto. Questo non è per fare, insomma, razzismo nord e sud, non c'entra niente, però insomma la società autostrade, voglio dire, non è giusto. Al posto di aumentare le imposte qua dovrebbe magari farle pagare dove non sono mai state pagate e dove i soldi sono stati investiti. Dopo un'altra considerazione, se i soldi sono finiti, anche qua adesso io abito a Ciarè, in provincia di Verona, vogliono fare sulla Transpolesana la Nogara Mare, farla diventare la Transpolesana che abbiamo pagato con i soldi di tutti, insomma tutti i cittadini hanno pagato, la vogliono far diventare anche lì a pagamento, a pedaggio. Mi sembra che ormai insomma sfioriamo il ridicolo, insomma. Avete anche le barriere fonoassorbenti? Io direi, insomma, cerchiamo di rendere questi soldi, i pochi soldi che sono rimasti, cerchiamo di utilizzarli per far funzionare quello che c'è e limitiamoci a quello, insomma, inutile fare progetti su qua la Nogara, mare, cioè non lo so, mi sembra un po'... Grazie alla telefonata. Professor grazie. Casi, questo aumento di tutto, che ormai nella vita aumento di tutto, è inerente solo al fatto autostrade o al fatto dell'Italia che è in una situazione davvero difficilissima e allora qualsiasi cosa è utile per portare soldi alle casse dello Stato? Sì, si cerca di dividere i vari problemi e poi scaricarli un pezzettino alla volta sulla schiena della gente. Ma io farei un'altra considerazione. Allora abbiamo delle industrie che se ne vanno fuori perché i costi in Italia sono esorbitanti. Stanno uscendo tutte queste nuove leggi che andranno ulteriormente a appesantire, le nuove tasse andranno a appesantire la tasca degli italiani, ma soprattutto le industrie. I capannoni hanno dei costi, saranno puniti con dei costi enormi. Allora, se pensiamo che l'Italia rispetto alla Svizzera l'energia elettrica costa il doppio, se pensiamo che le autostrade costano e la Svizzera praticamente non paga nulla, consideriamo che comunque gli automezzi pagano già una tassa di circolazione, quindi ci siamo dimenticati che c'è un'altra tassa e che non è piccola neanche quella. Se consideriamo che il carburante è il più caro d'Europa e su questo carburante il 75% se lo prende lo Stato, c'è qualcosa che non funziona, come può funzionare un'azienda in Italia? La gente appena può, se ha possibilità di farlo, se ne va. Perché non è vero che gli italiani non pagano le tasse, che sono evasori fiscali. Io ho fatto un calcolo molto semplice l'altra sera, ma forse l'ho spiegato un po' male, per cui non credo di essere riuscito a farmi capire. Ci sono 130 miliardi di euro di evasione fiscale e su questo non c'è assolutamente dubbio. Però ci sono 80 miliardi di soldi che vengono dati sotto mano perché la burocrazia non funziona e sono mazzette. Allora se io tolgo da 130 80 miliardi, che la mia, dico mia in senso metaforico, non l'ho mai fatto, ma che sono costretto a pagare perché se no non ho il permesso di qua, non ho il permesso di là, tutto sommato sono necessarie. Quel nero che le aziende fanno e che chiamano evasione fiscale è necessario perché altrimenti il sistema ti costringe a pagare. E dove trovi i soldi in nero? Allora se facciamo la sottrazione 80 meno 130, no? Rimangono 50 miliardi di euro. 50 miliardi di euro è l'evasione fiscale della Germania, l'evasione fiscale della Francia. Gran brutta cosa, ma non siamo quegli evasori che si pensa.
E soprattutto c'è una cosa, se le aziende se ne vanno perché i costi sono troppo alti, non andiamo da nessuna parte a questo punto. Ci impoveriamo sempre di più, ma quelle autostrade non saranno mai pagate, ma la gente soffrirà la fame e allora ci saranno i forconi, i forcini il 9 dicembre sulle strade, ci saranno delle situazioni che vanno sistemate, ma io ho la convinzione, e parlando con i politici me ne rendo sempre più conto, che sono su un altro pianeta, non sono in Italia. Quando si parla di aumento autostradale, io se fossi il ministro direi da questo momento ne parliamo il prossimo anno se ci sarà il tempo e la necessità, perché un autocarro non può essere gravato di simili tasse per trasportare una cosa che è necessario trasportare. Non è che vanno in giro così a divertirsi. Io capisco, d'estate arrivano i turisti, li salassiamo, è bello, è finito, ci lasciano un po' di soldi e se ne vanno a casa perché questo è il costo dell'Italia. Ma quando ci sono delle industrie che vengono coinvolte in questa operazione, ma è folle questa cosa, non sta in piedi, ma soprattutto c'è una cosa, che il cittadino ha diritto di percorrere le strade e deve esserci una giusta misura tra quello che è il costo della viabilità e quello che è la disponibilità del cittadino. Sentito, così ci stanno un po' succhiando da sindaco di Milano. Vado una domanda che esce un attimino dall'argomento, anche perché siamo quasi in chiusura della trasmissione, come si vive da sindaco a Milano? C'è bisogno di più soldi, c'è bisogno sempre quelli? Allora noi siamo un comune... Il patto di stabilità, soldi in cassa il patto di stabilità? Cioè allora il comune di Milano... Ma lei sarebbe ricca perché tra il patto di stabilità, i 19 miliardi che avanza dalla io sarei teoricamente sulla carta, non avrei bisogno di nulla. Può dare una mano che a Spinea volendo. Sì, ma sulla carta, perché di fatto non è così. La lettera congiunta. No, allora ovviamente il patto di stabilità sta strozzando anche il nostro comune, infatti è uno dei problemi più grossi, perché noi pur avendo risorse a disposizione, proprio perché è comunque una formula algebrica, noi abbiamo pochissimo margine di spese per investimenti. E siccome il problema che attanaglia proprio il più grosso, il più sentito dalla cittadinanza di Milano è la viabilità e anche la sicurezza delle strade e rendere più vivibili queste strade dove abitano anche dei cittadini, noi riusciamo molto poco a intervenire, cioè noi di questi soldi ne abbiamo bisogno per fare delle rotatorie, per rallentare la velocità, per fare un piccolo anello circuitatorio appena all'esterno della nostra città, non fare nuove strade, perché noi abbiamo scelto di non fare nuove strade. Ma non c'è proprio nemmeno un po' di liquidità, niente proprio? Ma no, la liquidità noi ce l'abbiamo, ne abbiamo anche tanta, ma con il meccanismo del patto di stabilità abbiamo circa 480.000 euro all'anno di spesa per investimenti. Se invece questi fondi che ci devono arrivare dalla Regione e arrivando dalla Regione, questi sono esenti dal patto di stabilità, perché se noi li impegniamo nel periodo in cui facciamo l'opera ha un saldo zero sostanzialmente e quindi è per quello che per noi sono fondamentali. Noi non vogliamo nuove strade, si parlava prima che le nuove strade portano nuovo traffico. Noi siamo arrivati a questa conclusione dopo una lunga riflessione che ha coinvolto la città e infatti noi vogliamo introdurre un sistema di sensi unici e di rotatorie che rendano un po' più vivibile questa città e che facciano in modo che il traffico giri un po' intorno. Riuscirà a realizzare questo sogno? Questo non è un sogno, è parte del nostro programma su cui ci hanno dato il voto. Io mi sono impegnata e ho anche una delega specifica proprio al rispetto degli accordi col passante, cioè io continuerò con grande forza e veemenza a continuare a combattere con tutti i mezzi. Io non vorrei arrivare alle vie legali, però sto aspettando adesso con forza il bilancio della Regione Veneto su cui Chisso si è impegnato a stanziare almeno la prima tranche dei fondi che Milano aspetta, perché Milano è l'unico comune dove ha il casello completamente funzionante e credo che i nostri cittadini, ma anche il nostro territorio, abbia il diritto a una miglior vivibilità. E ci servono almeno la prima tranche dei fondi. Come ha garantito. Donatella, e le prossime iniziative di Opzione Zero quali saranno? Ma noi adesso presenteremo un dossier alla Corte dei Conti e anche altri enti su tutta questa vicenda del passante e poi il 22 di febbraio ci sarà una manifestazione proprio dove c'è il vecchio casello a Roncoduro
e lì chiameremo tutti a raccolta, perché io ho sentito tanti Roccoduro, ricordiamo, è quello il vecchio casello di Dolo, quindi un po' più a ovest di Vetrego, diciamo così. Vicino a Pianiga, più o meno, tanto per... No, è tra i comuni di Pianiga, Dolo e Milano, è proprio all'incrocio, Cazzago, esatto. Cazzago. Ecco, però quello che voglio dire io è questo. Ma scusi, è chiuso quel casello lì, no? Quel casello è chiuso ed è il posto dove doveva essere stata la barriera di Mestre, che avrebbe eliminato questo problema del tornello, ma è anche il posto dove sarà costruito Veneto City e arriverà anche la Orte Mestre. Quindi è un posto per noi, come dire, denso. City, ho qualche dubbio che venga costruito. Beh, non si può stare tranquilli, insomma, c'è anche chi i capitali ce li ha da si parlava da fra l'altro anche a Mira che dovevano costruire l'interporto e questo sindaco ha detto di no, insomma. Esatto, intanto qualcosa di buono. Quello non c'è nessun vantaggio per l'interporto. No, certo, sì, no, solo che il vecchio sindaco aveva promesso di costruirlo, invece questo Maniero ha detto che non si farà, tutto qui stavo spiegando. Per fortuna, sì, quello che volevo dire è questo, che io sento giustamente, ho sentito anche delle telefonate, molti che si lamentano, però il tempo è ora che passiamo dalle lamentele all'azione, quindi l'invito che noi facciamo è quello di smettere di delegare e di affidarsi magari a chi crea i problemi. Prima si diceva a chi ci possiamo affidare, al presidente della Cava, Zai, loro sono quelli che hanno creato questa situazione, e quindi voglio dire anche tutto questo discorso degli sconti che adesso si dice, insomma, una presa per i fondelli, perché intanto lo sconto avverrebbe su una tariffa già aumentata di parecchie volte, e poi non si capisce con tutte queste a parte che poi non interessa tutta una serie di pendolari che non risiedono nei comuni limitrofi, Andrea, e quindi insomma... Certo, Andrea Ragonà, per quanto riguarda l'ambiente, con questa crisi ci sono meno automobili che corrono, viene venduta meno benzina, ecco, l'ambiente ne ha tratto beneficio oppure è ininfluente? Ma qualcosa sì, è diminuito, ma a noi piacerebbe che l'inquinamento diminuisse, perché lo Stato, la Regione e i comuni diano una alternativa reale di trasporto pubblico ai cittadini. Quindi i cittadini scelgano, non siano costretti ad abbandonare la macchina perché costa, ma siano contenti di usare il trasporto pubblico perché questo è davvero efficace. C'è una frase del sindaco di Bogotà che si impegnò moltissimo, dell'ex sindaco, che si impegnò moltissimo quando appunto era sindaco di Bogotà per il trasporto pubblico, che dice un paese civile non è un paese civile quando i poveri possono muoversi in macchina, ma quando i ricchi scelgono il trasporto pubblico. Sì, però c'è anche un problema, dico, io sono d'accordo con lei sul fatto del trasporto pubblico, però l'Italia è anche a livello di territorio, a livello di costruzione delle città un po' diversa dalle altre città, cioè se tu vai in un paese, vai in Francia, vai a Londra, vai in Inghilterra, c'è Londra e basta, qui vai a Firenze, c'è Siena, c'è Monteriggione, c'è un paesetto vicino, sì, c'è un'altra cultura, un'altra storia, dove è anche difficile costruire quello che hanno costruito in spazi molto più ampi. È una mia veduta. Ma io non credo che sia davvero così, anche perché in realtà abbiamo parlato di trasporto pubblico, ma parliamo di mobilità sostenibile in generale, cioè ci sono tanti strumenti, c'è ad esempio il carpooling, ci sono dei siti internet che adesso ad esempio consigliano alla gente che va da una città all'altra, anziché viaggiare da soli che spendono di più, si va in 4 in una macchina, quindi si spende meno, si inquina meno e si fa pure un po' di socialità in macchina, che di certo non fa mai. Ci si sposa alla fine, poi no. Ci sono tanti metodi, vanno integrati. Michele Valotti, vice per gli autotrasportatori, avete già chiaramente detto quello che volete. Noi prima del 9 dicembre abbiamo firmato un protocollo di intesa per cambiare aree, perché eravamo prossimi al fermo, e per una pace sociale, perché su un problema molto importante abbiamo deciso di non fermarci, e il governo ci ha dato un protocollo di intesa a seguire, però se firmiamo un protocollo di intesa e il 1° gennaio autorizza gli aumenti, già cominciamo malissimo, e per noi, cioè, senta, i comuni non hanno il sistema. Come va il lavoro per gli autotrasportatori in questo periodo di crisi? Come sta andando? Noi viviamo nel Veneto, dove abbiamo i paesi dell'est che intervengono in Italia con i trasporti e ci hanno eroso un 30% del lavoro nostro. Non siamo competitivi nei confronti degli altri paesi, quindi già gli aumenti del gasolio, dell'autostrada e del personale ci incide circa il 70% dell'attività. Arrivano dagli altri paesi
con un prezzo molto più basso e non siamo competitivi. Se cominciamo a aumentare le autostrade e non siamo competitivi, non è competitivo nemmeno il nord-est, e neanche le nostre ditte che sono virtuose, che lavorano in Italia, non possono dare un valore aggiunto alle nostre attività. Quindi è anche un problema di personale, di transnazionale, Certo. di gente che viene... è un problema generale. Comunque siamo molto decisi. Fermi, insomma, nelle vostre... Fermi o ci fermiamo o troviamo altre soluzioni. Fermi nelle vostre idee, insomma. Sì, certo, no, ma questo giro... La stessa domanda che ho fatto al suo collega, com'è la situazione a Spinea da sindaco? Pochi soldi e come si barcamena? Io dico sempre che faccio il possibile in una situazione che peggio di così non potrebbe essere. Comunque, insomma, anche noi abbiamo, ovviamente rispettando il patto di stabilità, poche risorse, però in questi anni abbiamo operato in modo tale che i pagamenti siano quelli previsti tra virgolette, dalla normativa europea, per cui io sono contento ad esempio che nessun fornitore attenda più di 60 giorni qualsiasi compenso da parte del nostro comune, e da questo punto di vista non abbiamo alcun fornitore che ha posizioni di difficoltà con noi. E dopo, insomma, in questa fase per me è stato importante che i cittadini abbiano collaborato anche alla gestione della cosa pubblica, insomma, per cui anche il progetto che abbiamo messo in piedi del Mi prendo cura della mia città, come dire, è un segno anche che pur con tutte le difficoltà, se noi partiamo dalla risorsa che rappresentano le persone nelle nostre comunità, sicuramente possiamo superare anche questo periodo. Certo che se sento parlare di 80 miliardi che bisogna pagare per avere delle risposte, io faccio anche fatica a capire che questi siano numeri, perché vuol dire che allora in questo paese il problema della legalità è a un punto zero, quindi io sarei un po' più ottimista, vedo tanta difficoltà ma anche tante brave persone, tante persone che hanno voglia di collaborare. Simonaggio, a concludere, il sindacato cosa dice? Siete in tanti che voi del sindacato, tanti sindacati, tante... Sì, i sindacati in Italia sono 900, io tifo per Ho letto che per avvalorare un contratto di lavoro ci sono volute 32 firme dei sindacati, non mi ricordo, lo sento proprio di in televisione. Sì, adesso bisogna vedere, perché poi il termine sindacati, ovviamente ci sono anche le associazioni di rappresentanza o altro, però tornando al tema qui, noi ci aspettiamo che maggiore coraggio, riformare il sistema, consentire pedaggi più bassi e poi dare una mano al sistema competitivo di questo paese. Ovviamente sull'auto e su tutto quello che gira intorno all'auto si sono accentuati nei vari anni tutta una serie di manovre anche fiscali. Noi siamo invece convinti che serva una vera riforma fiscale che aiuti il lavoro e le imprese, e faccia le tasse magari le rendite speculative e finanziarie, i patrimoni, insomma, cioè spostare, come è nella media europea, insomma, la condizione in cui chi lavora e chi intraprende, insomma, venga in qualche modo non vessato da norme. Professore Malacasti, faccio l'ultima domanda, so che tanto non mi risponderà, però la faccio ugualmente. Cosa succederà la settimana prossima 23 quando andranno a parlare con il ministro Lupi per lo sconto di queste autostrade? Chi la vincerà secondo lei? No, non è questione di vincere, non credo che Lupi riesca a capire il problema. E quindi rimarrà... E se non lo capisce restiamo come eravamo prima. E quindi non ci sarà nessun, secondo lei? Ma io sono assolutamente pessimista, poi auguro buona fortuna, sono persone squisite, capaci e dovranno battere i pugni. Dicevo un attimo fa, noi stiamo preparando una piccola trasmissione, una striscia si chiama, che si chiamerà Il Tormentone. Siccome queste trasmissioni magari riescono perfino bene, però domani mattina tutti hanno ben altre cose da pensare, per cui tutto si ferma, e se non si riprendono queste cose costantemente la gente si dimentica, e i politici soprattutto hanno una memoria fortissima, parlo di quelli che contano. E quindi chiedo a tutti di inviare dei contributi, perché noi su queste strisce continueremo a ripetere sempre le stesse cose.
Il passante non è stato finito secondo i termini che il signore gridava prima, poveretto, perché immagino che uno che abita lì è stressato, quindi avrà un po' i nervi tesi, e quindi questo, diciamo, tormentone, che era un po' il discorso della pittima, no? La pittima era l'esattore fiscale, che correva dietro le persone per la strada, li tormentava fin tanto che questi pagavano la tassa, no? Ecco. E metteremo, o il tormentone lo chiameremo la pittima, e così metteremo costantemente, quotidianamente in onda le richieste dei cittadini. Quindi vi chiedo di mandare dei contributi. Mandare il materiale, poi seguiremo Spinelli perché vedremo se verrà risolto. Abbiamo fatto in modo a fazzoletto che quello se era fatto il lavoro. Problema. Ovviamente. Ricordo, oltre a quello che ha detto il professor Mano Casa, giovedì sera alle ore 21, sempre su questa emittente, canale 12 del digitale, va in onda Siamo gli Unici, che fa una trasmissione di gioventù politica, dunque vengono invitati non i soliti politici, ma tutti i ragazzi giovani che fanno parte di varie entità politiche per discutere delle problematiche dell'Italia. Lo ricordo, tutti i giovedì sera alle ore 21 guardate Gioventù Politica, perché è una trasmissione che merita sicuramente di essere seguita, perché ci sono poi tanti giovani che vengono a gestirla. Saluto e ringrazio Michele Varotto di essere stato con noi, grazie a Silvano Checchin, grazie a Ilario Simonaggio, a Andrea Aragona, a Mattia Donadel, a Maria Rosa Pavanello, grazie professor Manocase. Grazie anche a lei. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di TV7 Match. Buonanotte a tutti. Grazie.